Oggi prepareremo i calzoni fritti alla siciliana, quindi restate con me. Benvenuti e bentornati su Pronto e Servito, il mio canale amatoriale di cucina dove potete trovare tante ricette facili e veloci. Andiamo a vedere quello che ci occorrerà per realizzare questa meravigliosa ricetta. Per preparare i nostri calzoni fritti siciliani ci occorreranno 250 g di farina 00, 250 g di farina Manitoba, 270 ml di latte tiepido, 50 g di strutto, 30 g di zucchero, una bustina di lievito di birra secco, un cucchiaino di sale e per friggere abbondante olio di semi. Per il ripieno invece utilizzeremo della mortadella, prosciutto cotto e mozzarella. Allora, come prima cosa prendiamo del latte tiepido dove andremo a sciogliere una bustina di lievito. Insieme allo zucchero. Mettiamolo da parte. Nel frattempo dentro una planetaria mettiamo la farina 00 e la farina Manitoba. Aggiungiamo inoltre lo strutto e il sale. E facciamo partire la planetaria. Adesso andiamo ad aggiungere la metà del latte. E facciamo ripartire di nuovo la planetaria. Una volta che lo strutto si sarà ben amalgamato con la farina, possiamo aggiungere l'altra metà del latte. E facciamo impastare fino a chiusura dell'impasto. Una volta che l'impasto si sarà incordato, allora significa che è pronto. Quindi prendiamo una terrina e lo andiamo a riporre all'interno. Lo lasciamo riposare per qualche ora fino al suo raddoppio. Bene, trascorsa qualche ora il nostro impasto è lievitato. Quindi lo prendiamo e lo trasferiamo su un tavolo di lavoro. Mettiamo un po' di farina di semola di rimacinato e tiriamo fuori l'impasto. Mettiamo un po' di farina anche sopra e lo stendiamo con il mattarello. La stendiamo fino ad ottenere una sfoglia di 3-4 mm. Dopodiché io mi servirò di uno stampo per ravioli come questo. Quindi creerò prima la forma circolare in questo modo, che poi andrà messa qui dentro con il condimento e poi andrà chiuso. Ma per adesso facciamo solamente le forme circolari. Bene, qui abbiamo gli ingredienti che ci occorrono per il ripieno, quindi non ci resta che mettere la nostra pasta all'interno dello stampo in questo modo e inserire il condimento. Quindi una bella fettina di mortadella e 2 pezzi di mozzarella. E chiudiamo. Ed ecco qua il primo calzone.
Bene, i calzoni sono stati imbottiti e chiusi e si presentano in questa maniera. Ho voluto dividere in due vassoi diversi quelli fatti con il prosciutto e quelli fatti con la mortadella, in modo da riconoscerli, e adesso non ci resta che friggerli in olio abbondante giusto per qualche minuto. Quando si saranno dorati si potranno scolare, mettere in un contenitore con della carta assorbente, dopodiché si potranno gustare. Bene, l'olio è caldo, possiamo friggere i nostri calzoni. Li friggiamo 2 alla volta per non far abbassare troppo la temperatura dell'olio. Quando i nostri calzoni si saranno dorati, li tiriamo fuori e li mettiamo in un contenitore con della carta assorbente. Vedete come sono dorate? Quindi ripetiamo il procedimento con tutte le altre e noi ci vediamo dopo. E i nostri calzoni fritti siciliani sono pronti per essere gustati. Pronto? È servito! Alla prossima ricetta! Ciao! Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Se il video è stato di tuo gradimento, ricordati di lasciarmi un like che mi aiuterà a capire che il video ti è piaciuto. Se non sei ancora iscritto al canale, invece, schiaccia il pulsante giù iscriviti e la campanellina. Noi ci vediamo in un prossimo video e in una prossima ricetta. Ciao!